Buongiorno, sono Luca Ippolito, il candidato per la lista Studenti a Io Costruiamo il nostro futuro, una lista che è giovane, che è nata alle universitarie dell'anno scorso, ma che in pochi mesi, in circa 8 mesi, ha portato avanti nel polo dove ha vinto, che è il polo di medicina di Monserrato, numerosi progetti. Su 5 punti del programma ne ha portato avanti 4. Noi ora siamo candidati qua all'ERSU perché il quinto punto riguardava i trasporti. Trasporti nella città di Cagliari che sono in una condizione quasi disastrosa. Se pensiamo ad esempio per gli studenti del polo di Viale Fra Ignazio, che per raggiungere la mensa di via Premuda non riescono ad arrivarci perché l'orario di chiusura della mensa è alle 2:30. Loro escono da lezione alle 2, si recano nella mensa di via Premuda. Io stesso ho fatto questo passaggio e l'ente, quindi la funzionaria lì della mensa, mi dice no, la mensa è chiusa. Quindi loro pagano la tassa ERSU come noi. Quei soldi vengono versati alle casse dell'ente come noi, quindi anche loro devono avere gli stessi diritti come tutti gli studenti di Monserrato, ad esempio, che hanno la mensa sotto casa, anche se la mensa, come sappiamo, è una mensa molto piccola. Altro punto molto importante, ricollegandoci alle borse di studio, al fitto casa, sono i controlli fiscali. Controlli fiscali che vengono fatti a campione per una legge, per un DPR che è uscito nel 2007. I campioni sono fatti sul 30% della popolazione che presenta l'attestazione ISEE, ISEU, eccetera. Tuttavia questi controlli non bastano, secondo me, non bastano perché molti sono gli evasori, molti sono coloro che hanno una casa dello studente, che ricevono il fitto casa, che ricevono la borsa di studio e che magari non se la meritano per questioni di reddito e non di merito. Altro punto, inoltre, sinceramente, gli alloggi, le case dello studente che deve riaprire la casa dello studente di Via Roma come è scritto nelle delibere a luglio del 2013 e le altre case vanno riviste perché ad esempio in ogni piano nella casa dello studente di Via Trentino qua dietro esiste una lavatrice che non è professionale, è una lavatrice domestica e questa lavatrice è per 25 persone, oppure anche per la cucina sì, ovviamente dovrebbe servire unicamente per la prima colazione visto che gli studenti hanno i pasti mensa e quindi si dovrebbero recare alla mensa universitaria, ma la mensa di Via Trentino è chiusa, gli studenti devono mangiare a casa, a volte a pranzo, a volte a cena e allo stesso hanno delle piastre, ma le piastre non bastano. Senza contare le altre case, come ad esempio la casa di Via Montesanto dove c'è lo stesso numerosi problemi, è stato rimosso l'amianto, la casa è stata riaperta il 18 gennaio del 2013, ma tuttavia se la vedete all'esterno entra aria da tutte le parti perché non c'è una copertura decente, all'interno delle cucine ci sono degli stipetti che tuttavia non possono essere chiusi dagli studenti, quindi gli studenti devono portarsi la poca roba da mangiare che hanno all'interno delle case e ovviamente non esistono dei locali adibiti a sala studio se non negli ultimi 2 piani. La situazione inoltre all'interno delle camere, se le potrete vedere, è davvero assurda a livello di mobili che ci sono, sia a livello dei letti, hanno una rete di metallo completamente rigida che siamo a livelli quasi di carcere, come forse ha detto anche Francesco. Inoltre il nostro altro punto è la comunicazione e la trasparenza. Qua io vedo poche persone, anche se l'elezione per il CDA dell'ERSU penso che sia una cosa molto importante. Comunicazione e trasparenza significa mettere a disposizione degli studenti lo studente che verrà poi eletto affinché possa comunicare, affinché gli studenti dell'Ateneo possano interagire direttamente anche nelle sue decisioni, perché lo studente, come io ho scritto anche nel programma, non deve essere un'unica identità che fa capo magari a un partito, che fa capo a un sindacato, che fa parte solo una parte degli studenti, ma deve essere il rappresentante, essendo unico, di tutti gli studenti all'interno dell'Ateneo. Io direi, invito gli studenti, tutti gli studenti il 21 e il 22 di nuovo ad andare a votare perché le persone che votano sono veramente basse e soprattutto perché l'ERSU è una carica importante e perché l'istruzione è una cosa importante. Come diceva Gramsci, istruitevi perché abbiamo bisogno di tutto il vostro sapere. L'università è il massimo grado di istruzione, quindi ragazzi andiamo a votare per una rappresentanza seria, per una rappresentanza discostata come siamo noi dai partiti, dai sindacati e quindi una rappresentanza che non abbia colore, che sia unicamente da una parte, dalla parte degli studenti. Al 21 e 22 votate gli studenti a Io, Luca Ippolito.